Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'interno di questo breve video. Sono un attimo entrato su SimCity per dare un'occhiata a cosa fosse successo durante quest'ora dall'ultimo caricamento dell'ultimo video. E come potete vedere la regione è quasi piena, troviamo solo le ultime 3 città disponibili sul fiume, sulla destra, come potete vedere. La maggior parte dei giocatori sono online, quindi già la regione si sta impegnando per diventare prospera. Vediamo di entrare un attimino nella mia mappa e non giocherò per adesso, darò un'occhiata agli altri giocatori che stanno giocando, vediamo un po' di vedere quello che stanno combinando, vediamo le loro città e su che cosa si stanno concentrando. Vediamo un pochettino, un video molto rapido, non voglio prendere molto tempo, voglio solo, vediamo un po', congratularmi con quelli più veloci che sono riusciti a entrare nella regione. Allora andiamo nella visuale della regione. Allora abbiamo alla mia sinistra Iguana Flats che se la cava abbastanza bene. Vediamo un po' di Ivecos 1. Vediamo un pochettino di visitarla immediatamente per vedere un po' che cosa nasconde al suo interno. Vediamo un pochettino. Allora, come potete vedere, città di Iguana Flats, siamo proprio dentro per capire un po' su che cosa si sta concentrando. Zone residenziali sulla destra, ragazzi, ha appena iniziato. Congratulazioni amico mio, ecco qua il magazzino commerciale già pronto. Ah, mi hai ricordato di metterlo vicino alle mie industrie. Perfetto, come potete vedere ha una centrale eolica, una discarica e pronto anche lui per incrementare la ricchezza di questa regione. Torniamo nuovamente a casa, lasciamo la modalità spettatore e andiamo verso est e vediamo chi si nasconde dall'altra parte. Vediamo un po' chi c'è. Andiamo immediatamente visuale della regione. Alla mia destra c'è Tarantula che a quanto... ecco, perfetto. Vediamo un po' di Edi 650. Eccolo qua. Ha appena iniziato, 769 cittadini. In questo momento visitiamo anche la sua città. Non mi piace tanto il nome Tarantula, però congratulazioni anche a te. Ovviamente per ovvie ragioni non mi piace il nome, che voi ben sapete ragazzi da tutti gli altri giochi. Allora, vediamo un po', una città come possiamo vedere molto particolare. Molte zone residenziali, zone commerciali e industriali da questa parte, come potete vedere. Anzi, industriali ancora no. Comunque, congratulazioni anche a te. Probabilmente farà crescere la città, come dire, dal piano di sotto al piano di sopra. Ecco qui la centrale eolica. Complimenti anche a te di 650, pompa dell'acqua. Vediamo un po', 2830 cittadini. Adesso andiamo immediatamente nella nostra nuova schermata e vediamo un po' chi c'è adesso a nord. Probabilmente ci saranno altri 3 giocatori, credo, nella mia zona. Vediamo un pochettino, intanto io sto guadagnando qualche soldino a livello di entrate orarie. Questo dovrebbe essere il sindaco di qualche città. Sì, infatti abbiamo Coyote Cliffs che se la cava bene, ha appena iniziato, quindi non lo visitiamo neanche. Come potete vedere è appena entrato, non ha fatto nulla, appena i $50.000. Vediamo dall'altra parte Fabri 13270. Congratulazioni anche a te Empire State City che è riuscito a organizzare la sua cittadina. Vediamo un po' cosa stai combinando. È online in questo momento. Il video speriamo che dura meno di 10 minuti, così lo carico in neanche un'ora. E come potete vedere già riesce a costruire una cittadina abbastanza carina al piano di sopra. Ecco qua, come potete vedere al piano di sotto siamo arrivati in pieno incendio. Congratulazioni anche a te. Un pozzo petrolifero già alla nostra sinistra, sarà un nostro rivale nella vendita di petrolio nella regione. Quindi fabbriche in giù, residenze in su con qualche negozietto e il municipio, come potete vedere, al centro. Davvero una bella struttura creativa questa, come dire, questa cittadina. Qua c'è addirittura un bel ponticello con un'unica strada. Energia eolica anche lui. Comunque continua così amico mio. $4.000 orari, quindi se la sta cavando abbastanza bene. Torniamo indietro. Andiamo adesso all'ultima città della mia semi-regione. Vediamo chi si nasconde. Già il sindaco, come potete vedere, di Fabri 13 gira per le città. Vediamo qua giù chi si nasconde. Abbiamo Clapsver Xiang. Congratulazioni anche a te. Ha appena iniziato, ha appena 715 cittadini, quindi da poco, diciamo. Vediamo un po' come se la sta cavando. E anche lui, attenzione, guardate che forte questa parte di regione con questo promontorio sulla sinistra. Ed ecco qua, fabbriche sulla sinistra, residenze sulla destra. Anche lui se la sta cavando abbastanza bene perché sta puntando immediatamente su cittadini di alto e medio reddito. Già ci sono campi da basket e tante altre cose. Quindi congratulazioni anche a te. Mi raccomando, cerca di dare il massimo. Potete vedere addirittura anche il comune pronto. Vediamo adesso di andare un attimino nuovamente dall'altra parte della regione per vedere chi si nasconde dall'altra parte proprio della semiregione. Vediamo un po'.
Eccoci ragazzi all'interno di un'altra città. Come potete vedere siamo nella Chester Mill di Fit 555. Congratulazioni anche a te che ti sei aggiudicato il posto. Dall'altra parte si vede un'altra città con una skyline molto interessante. A breve andremo immediatamente da quella parte. Comunque complimenti anche a te, una città abbastanza avanzata. Come potete vedere già è riuscito a costruire l'accademia e diversi edifici della nuova espansione. La sua economia credo che sia basata principalmente sui minerali. Ha 5.000 abitanti, anche se non si direbbe, perché la città è davvero molto grande e ci sono davvero parecchie zone residenziali. Congratulazioni, quindi andiamo nuovamente nella nostra città e visitiamo l'altra cittadina che c'è più in alto. Questa seconda parte del video l'ho fatta ragazzi, diciamo dopo qualche ora, e appunto le città si stanno ingrandendo a vista d'occhio. Andiamo immediatamente ragazzi dall'altra parte, come abbiamo detto, per capire un pochettino cosa si nasconde. Vediamo un pochettino che abbiamo alla Gaesia di Badico 65, come potete vedere ha già circa 159.000 abitanti. Vediamo un po', complimenti anche a te che ti sei aggiudicato il posto. Ragazzi però c'è come dire, uno spazio ancora vuoto. Voi non c'entrate perché è stato abbandonato. Un giocatore è entrato e l'ha abbandonata immediatamente. Quindi andateci, reclamatela. C'è ancora un posto nella mappa, anche se la vedete abbandonata, ci potete entrare tranquillamente. Vediamo intanto la skyline sulla sinistra con una decina di mega torri, addirittura vari appartamenti che non riesco neanche a guardare. Ah ecco, devo alzare la visuale con la rotellina. Svariati ponti, 150.000 abitanti e addirittura il centro di lancio dell'archeologia che è in costruzione. Quindi una città che si basa sia sul turismo che sull'industria. Vediamo addirittura 4 ciminiere dove bruciano carbone per alimentare tutto ciò. Bene, congratulazioni anche a te, andiamo avanti, vediamo un po' chi si trova dalle altre parti. Quindi ragazzi c'è ancora un posto, mi raccomando, prendetelo. Non lasciatelo lì solo perché è grigiastro e abbandonato. Allora, andiamo nella visuale della regione, vediamo chi c'è dall'altra parte. Giannisville con 100.000 abitanti circa. Tanto mandiamo un saluto a tutti quanti. Buongiorno a tutti. Una grande opera, la stazione fotovoltaica. Adesso vediamo, intanto vediamo la villa di Gianni. Vediamo chi è e che cosa nasconde. Congratulazioni intanto anche a te. Vediamo un po' cosa c'è dentro. E abbiamo 100.000 abitanti circa, una megatorre, industria basata sul petrolio e sull'estrazione principalmente di... Sì, esclusivamente di petrolio. E sulla destra una skyline tipo New York anni 50, anni 60, che conta circa 100.000 abitanti, una megatorre, quindi addirittura una centrale a petrolio che alimenta tutto. Quindi complimenti anche a te, andiamo avanti, vediamo le altre città degli iscritti. Questo lo farò ragazzi ogni 3-4 video per vedere come vanno avanti le città degli altri. Ormai lo voglio finire. Eccoci qua, ne abbiamo 3. Ah, ecco qua, lì c'è appunto la zona che cercasi sindaco. Ha tantissima acqua, tantissimo, un po' di vento. Tutti l'hanno lasciata perché non ha risorse, ma non funziona così. Potrebbe essere anche un'ottima zona a livello turistico. Infatti c'è scritto, potete vedere, o addirittura una zona di ricerca. Quindi mi raccomando, prendetevi questa regione che è vuota e sicuramente potete dare una mano in questa zona. Vediamo, abbiamo Londinum Secondo Mitor Plus, che è un'altra cittadina nel versante ovest. Congratulazioni anche a te, vediamo un po' cosa stai combinando. Entriamo dentro. Ci vuole sempre un pochettino. Eccoci qua. Oh, la montagna davanti. La montagna davanti. Eccoci qua. Eccoci qui, perfetto. Cittadina anche questa interessante, in sviluppo, 32.000 abitanti, basata sul petrolio e esclusivamente, mi sembra. Sì, non ha altre zone. Vediamo un po'. Sì, esclusivamente sul petrolio per adesso. Comunque si sta evolvendo. Bellina questa città, tutta costruita in orizzontale. Addirittura addirittura qua sopra c'era un'altra zona di espansione. E complimenti anche a te. Una scuola elementare, stazione di vigili del fuoco. Sì, se tutta questa zona ragazzi diventasse, come dire, ad alta densità, questa città potrebbe raggiungere davvero, non so, i 300-400 mila abitanti. Quindi bene, torniamo nuovamente a casa nostra e ci lanciamo sulle ultime 2 città. Allora, vediamo un pochettino. Avanziamo. Vediamo di andare un attimino alla... Dov'è? Perfetto, andiamo qua in alto. Abbiamo osservato adesso London Plus. Dennis IT con 591 abitanti. Si sta lanciando adesso. Vediamo un po'.
Sì, sì. Tanto la regione conta circa 3 milioni di dollari già. E anche lui sta per iniziare, sei più avanti di me addirittura, guardate un po' come è riuscito un po' a fare questa sorta di... è riuscito ad abbracciare un po' il fiume in questa maniera con qualche ponticello. Qui troviamo la zona commerciale, quella industriale da quella parte e quella residenziale da quest'altra. Addirittura c'è anche la villa del sindaco. Ah no, questa non è una villa del sindaco, è la villa di qualcuno, guardate un po'. E vediamo un po', si sta concentrando principalmente sull'eolico, credo che sia l'unica centrale per adesso attiva. Quindi complimenti anche a te, Danny City, di questo giocatore che si chiama Silvolego 2, mi sembra di aver letto bene. E adesso andiamo all'ultima città sul versante ovest, che è di un giocatore che per adesso è attivo, quindi sta giocando in questo istante mentre stiamo registrando. Vediamo chi è. È attivo ed è dall'altra parte, mi sembra. Dov'era? Sì, eccolo qua. Si chiama GBR 1809 qualche altra cosa. GBR Opoli, eccolo qui. Eccolo qua, che ha circa 1 milione di dollari quasi. Mi sembra di aver letto bene. Quindi... eccolo qua, 1 milione qualcosa. Città abbastanza evoluta. Abbiamo una mega torre addirittura su questa specie di promontorio. Anche la sua... ah, addirittura ha posizionato diversi casinò. Quindi una città a vario spettro. Come potete vedere, un dirigibile che si avvicina. Eccolo qua, guardate che figo. Dirigibile per eventi. Ha varie, come dire, specializzazioni. Quindi turismo, gioco d'azzardo, industria mineraria. C'è una fonderia di metalli. Abbiamo anche la stazione degli autobus qui per accogliere i turisti. Qua c'è una galleria, guardate che forte. Una galleria che passa sotto, credo. Ah, questa non ci avevo pensato. Guardate che forte, ci sono due circonferenze, una qui e una lì, dove si, ecco, un po', come dire, giostra meglio il traffico. Quindi una strada principale, questa non l'avevo neanche, ma non ci avevo mai pensato. Addirittura c'è una linea tranviaria che parte, credo, vediamo un po'. Da qua, sì, partirà. Eccola qua. No, non parte di qua. Cos'è questo? Hangar per TG. Comunque c'è una stazione dei tram che attraversa tutta la zona principale. Ci sono varie gallerie che collegano tutta la zona. Come potete vedere, il traffico lo riesce a smistare bene. 35.000 abitanti. Ci gettiamo adesso nuovamente a casa nostra per vedere cosa dobbiamo fare. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Andiamo al prossimo video. Ciao a tutti.